bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora, oggi sono qua con questo nuovo video per portarvi un tutorial sul Town Hall 9. Allora, sarà una serie di video, se vi piace ditemi sotto nei commenti se portarla avanti o no. Allora, dovete dirmi quale tutorial volete su Town Hall 10, 7, 8 e così via. Allora, oggi vi spiegherò come ottenere un villaggio maxato con Town Hall 9 come questo di Dave, che saluto dato che mi ha prestato gentilmente il suo account. Allora ragazzi, appena avete il Town Hall livello 9, io vi consiglio subito di portarvi sugli Arco X, che sono veramente importantissimi, successivamente i mortai e dopo dovete portarne cioè proprio d'obbligo le torrette dell'arciere, che adesso sparano con il doppio della velocità, perciò fanno un danno della miseria. Ora vi faccio vedere come si attacca in Clan War. Per Town Hall 9 in guerra io vi consiglio sempre di portarvi le Go Wee che sono veramente pazzesche. Allora vediamo l'attacco di Dave. In questo caso ha portato due golem suoi che sono livello 4 e un golem giustamente a livello 5 dal castello. Successivamente ragazzi i maghetti intorno per ripulire bene e successivamente mettere le streghe, solo così potete mettere dentro gli eroi e sfondano. Benissimo, facciamo per 4. In questo caso Dave non aveva proprio le gelo, è entrata dentro lo stesso e ha sfondato. Purtroppo non è stato un 100% dato che gli mancava la regina degli arcieri, se no sarebbe stato veramente un attacco epico, quasi da 3 stelle. Sì, se c'era la regina hanno 3 stelle, questi 4 edifici si sarebbero fatti bene a dire. E vabbè, ci sono quelle streghe. 89%, stata grande Dave. Allora ragazzi, i consigli che vi do io su Town Hall 9, innanzitutto ragazzi, gli eroi portatevi il più su possibile prima di passare a Town Hall 10, che sono veramente importantissimi. Successivamente ragazzi, come fare risorse con Town Hall 9? Io vi consiglio di rimanere su Lega Cristallo 3 Oro 1, là si trova anche la miseria. Io vi consiglio truppe come barbari e arcieri, che sono le migliori truppe. Dopo portatevi qualche spaccamuro se dovete sfondare dentro. E cosa si può dire ancora di Town Hall 9? Eh sì ragazzi, i muri fateli almeno io vi consiglio all'8. In questo caso la nostra amica Dave li sta facendo al 9, già troppo pro. Ora vi faccio vedere un attacco farming come solitamente attaccano i Town Hall 9. Allora ragazzi, per la ricerca, se siete a Cristallo 3 Oro 1, effettivamente dovrete cercare un pochino, però dai, alla fine riuscite a trovare 200.000 easy da fregare da un Town Hall. Eccolo qua, un Town Hall 8 da fregare. In questo caso abbiamo 88 barbari e 132 arcieri. Vediamo cosa... sì, Kai controlli il castello, è ovvio che ti ritrovi le truppe. E ora che si fa? Le facciamo uscire tutte e le portiamo in angolo buio del villaggio per farle tutte fuori. Madonna, quante sono? Quante sono sti arcieri che riescono? Ecco, finalmente sono finite. Allora, un angolo buio e qua che si fa? Bullismo, si fa bullismo, angolo buio e mettiamo tutti i barbarozzi. E voilà! Barbarozzi picchiate gli arcieri, sì, sì. Sembra una cosa cattiva, si mettono anche le arcieri, grande grande, big like for this. E gli arcieri ce li siamo fatti fuori. Ora devo prendere le risorse. Allora, innanzitutto controllate sempre se il furbacchione che attaccate ha trap. Eccolo qua, parli di trappole, Kai e spunta una bomba gigante. Dopo avergli fatto scattare un po' di trappole giganti e avergli fatto spendere qualche money, sfondiamo il villaggio. Però in questo caso mi sono dimenticato di spaccamuro e perciò mi tocca... Eccola un'altra bomba. In questo caso dovevo usare per forza la mia pozione salto, se no non entro un granché con i barbarozzi. Sì, i spaccamuro, anche se sembrano inutili, portatevi sempre 5-4 come media, sono veramente utilissimi. Allora, sempre i barbari e arcieri, solo dopo mettiamo gli arcieri per entrare dentro. In questo caso ho sempre nel castello barbari e arcieri che fanno il devasto. Spero in 3 stelle, ma non ne sono sicuro dato che non avevo i spaccamuro. Dopo che la pozione salto si esaurisce, i miei barbarozzi, i miei arcieri anzi sono entrati già tutti. Però ecco, c'era un mortaio che mi ha fatti mezzi fuori già tutti, perciò era meglio che mi portavo i spaccamuro. Vai, il Town Hall è stato troppo easy preso. E la regina mi manca la regina ragazzi. Senza regina è una cosa bruttissima. Senza re, senza regina è come dire attaccare senza truppe.
è la stessa cosa. Da quando ho il re e la regina non riesco a farne a meno. E vabbè, in questo caso anche senza la regina spero di riuscirgli a prendere anche l'ultimo deposito e farlo incazzare. E... What? Ultimo deposito. No, ma che cazzo muore prima? Che cazzo... È morto prima il re, ragazzi. È morto prima il re, vabbè. A sto punto che si fa, ragazzi? Faccio resa, ormai ho preso tutto. Come vedete a Cristallo 3 e a Oro 1 c'è, ragazzi, dopo più bonus. Campate che è una meraviglia. Ragazzi, prima di chiudere il video io vi consiglio di potenziarvi tutte le trappole, sia quelle di terra che quelle di aria, perché vi cambierà veramente tantissimo in Clan War. Tipo uno vi butta 10 maghi dove avete una bomba gigante e sto qua si fa bene a dire, perciò vincete la partita. Ragazzi, questo era veramente tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, lasciatemi un like, un commento e noi ci vediamo al video di domani.